E rieccoci nell'altra parte della nostra trasmissione con le nostre interviste di approfondimento. Questa volta siamo collegati nuovamente, ma in un altro format, con Mauro Cazzaro, presidente ANCE Padova. Ben arrivato qui con noi, settore costruzioni. Ben Grazie, arrivato buonasera. Presidente, e abbiamo il piacere di avere qui collegata con noi in studio la dottoressa Donatella Caprioglio, psicologa psicoanalista, psicologa dell'abitare, posso permettermi di dire così, anche se lo so che lei si occupa anche Volentieri. molto di bambini. No, ci tengo moltissimo. Grazie, buonasera. Buonasera anche a Buonasera. lei, dottoressa. E non è casuale questo binomio, perché? Perché più che mai, dopo un periodo così lungo, speriamo non si ripeta mai più, di reclusione domestica, molti di noi si sono resi conto dell'importanza che ha il vivere in un luogo piacevole, idoneo, che risponde alle nostre aspettative e non soltanto fisiche, quindi di movimento e di spazio, il che non sempre è possibile, ma anche psicologiche. Quindi che ci sia una psicologia della casa dietro il normali quattro muri che siamo abituati a vedere è molto plausibile. La dottoressa in modo particolare ha fatto degli studi al riguardo e il presidente Mauro Cazzaro più volte ha analizzato questi aspetti e ha detto: perché non prendere in considerazione, non creare anche una partnership formativa in certo qual modo per cercare di riuscire a dare degli input anche ad altri costruttori, a prescindere da quei pochissimi che già lo fanno, ci sono ma sono veramente pochi, per costruire degli spazi migliori, più adatti anche al nostro modo di essere, perché costruire una casa a misura soggettiva della persona è ristrutturare anche un'identità della persona che cambia con il tempo. Detto questo, Mauro Cazzaro, incominciamo un po' con lei per introdurre un po' la cosa. Da che cosa le è nato questo spunto e quindi avvicinare anche la dottoressa che già da tempo segue questo filone con l'architettura che era già più affine, no? Più che con il mondo delle costruzioni? Sì, la cosa è stata abbastanza, diciamo, logica e conseguenziale perché così sentendo, parlando, vedendo un po' gli aspetti che hanno toccato la vita delle persone in questo periodo, diciamo che molti di noi hanno fatto più casa in questi ultimi 2 mesi che nella vita precedente, tanto Bella per ridere, no? osservazione, infatti, è vero. Perché voi, soprattutto adesso capiamo le ambientazioni, immaginiamo un centro città, è una vita, è un abitare rivolto all'esterno, alla socialità delle piazze, alla socialità dell'incontro, che è venuto forzatamente a mancare, per cui abbiamo dovuto rivedere i nostri modi e ripesare forse cose che erano secondarie. Di conseguenza la meditazione è: bene, adesso abbiamo una consapevolezza completamente diversa rispetto a prima, che stimoli ne escono, di cosa parliamo, quali sono le esigenze. Allora, il fatto di incrociare, diciamo, le mie esperienze, le nostre esperienze di costruttori con quelli di Donatella, con cui condividiamo alcune cose già da tempo, eccetera, diventa spontaneo, perché poi il contenitore per abitare, diciamo così, è un luogo, è Certo, sì, il sì, sì. porto di mare dove ognuno arriva dopo la giornata burrascosa e dove ha l'aspettativa di trovare qualcosa ed è un'estensione del proprio essere. Ecco, noi come costruttori abbiamo dei limiti perché ci fermiamo a questioni di carattere forse più di volume, tecnologiche, e di questo possiamo anche parlarne. Poi, se vogliamo andare più a fondo, serve capire e interpretare quello che è l'aspettativa del luogo che ciascuno ha, tanto per essere chiari. Di conseguenza Certo. direi che per un'evoluzione della macchina per abitare necessariamente va a incontrare aspetti sensoriali, aspetti soprattutto nel mondo nostro e quello di Donatella, Certo. psicologici, perché Le poi faccio una domanda effettivamente. personale, perché tanto ormai lei più volte è venuto da me da tecnico, insomma, e nel suo ruolo istituzionale. Lei ha vissuto, anche lei ha vissuto di più la casa, il settore costruzione è rimasto fermo, poi faremo anche un cenno un po' a quella ripresa come è andata. La sua abitazione la riscontrate idonea al viverci dentro? Visto che lei e tra l'altro anche con sua moglie siete sempre impegnatissimi nel mondo del lavoro, quindi in una frenesia continua. Quindi la riflessione è anche sua personale? Ovviamente tutte le cose partono da esperienze personali e la frase che ho detto inizialmente, che ho vissuto più la casa adesso, abbiamo, tra virgolette al plurale, è un'esperienza personale che porto, perché onestamente devo dire
abbiamo fatto un fine settimana lungo 30-40 giorni, non so se questo è un po' fondamentalmente la cosa, per cui diciamo io l'ho vissuta benissimo, ma ho la fortuna, non abito in città, ho gli spazi esterni, eccetera, eccetera, per cui le condizioni sono state veramente piacevoli. Mi riporta la cosa, il ragionamento agli immobili, alle case che ho dato ai miei clienti negli ultimi anni per capire, abbiamo avuto anche dei report, diciamo così, cercati o arrivati spontaneamente che hanno messo a fuoco tutta una serie di... per cui abbiamo avuto subito dopo la ripresa, per esempio, una serie di telefonate di gente, no, ho capito che non mi va bene, la voglio diversa. Ah, proprio osservazioni puntuali? Sì, assolutamente. Cioè diciamo che ci sono stati due livelli, se vogliamo un po' buttarla sul chi dentro, chi fuori, chi dice no, niente da fare, non voglio prendermi impegni, non vedo chiaro l'economia di cosa succederà, ma c'è altrettante persone, forse di più, che mi hanno detto, attento, ferma tutto, ho capito che dove sono non sto bene e voglio una cosa diversa come spazi, luce, affacci e quant'altro. Mi seguite il ragionamento? Perché Quindi poi, questo è tornato utile fine, tutto sommato per darvi un modo di procedere poi più soddisfacente anche per il cliente? certo, diciamo che tutto sommato uno scopre che le quattro ruote motrici in macchina sono buone quando nevica e finché però non prende la nevicata forse si accontenta di due, non so se rendo l'idea, per cui un certo tipo di spazi finché non ne senti proprio l'esigenza, poi ovviamente attenzione, facciamo una piccola parentesi tecnica, parliamo di una pandemia, di una situazione che porta alla ribalta in maniera preponderante i temi della sicurezza, della salubrità degli ambienti. Sì, ma riguardano proprio la casa che deve essere... Tanto è vero che noi come costruttori, cioè i miei associati, il 70% delle imprese ha chiuso 10-15 giorni prima del lockdown ufficiali, perché non avevamo la percezione di cosa stavamo facendo, perché adesso conosciamo tutti la differenza tra un termine, il famoso asintomatico, che 2 mesi fa non sapevamo neanche se era cosa, una marca di vino o una grappa, mi seguite il ragionamento, tanto per ridere. No? Certo. Di conseguenza, allora il tema è, ok, ma allora io, la luce che mi arriva in casa, com'è? L'aria che respiro in casa, ma come funziona? Cioè, tutto sommato si sono aperte delle sensibilità che prima erano forse per pochi stregoni. Adesso onestamente è cosa comune, di conseguenza certo. Ci siamo su questo, insomma, sono temi che con te abbiamo affrontato magari così su altre cose, ma c'è sempre il rischio di finire sul troppo tecnico e il cliente medio dopo 20 secondi di decibel, kilowatt o altre cose che spegne il cervello e ti guarda con occhi sbarrati, mi segui il ragionamento? No, però certo, però qua mi allaccio un po' anche alla dottoressa, dietro l'aspetto tecnico, ha fatto l'esempio dei decibel, quindi vuol dire di avere una casa tra virgolette insonorizzata che dia la propria dimensione dei propri rumori, quindi non di rumori turi, che crea una propria intimità, un proprio benessere. Ci sono tutti gli aspetti anche psicologici che ne scaturiscono, no, dottoressa? Da qui i suoi studi. Sì, beh, intanto io trovo che sia importante quello che ha detto Mauro riguardo la necessità dei tecnici, di chi costruisce degli spazi, di collegarsi anche a delle altre persone, a delle altre figure, perché qui si parla di spazi che sono fisici ma sono anche mentali, cioè in una casa ci si può stare molto bene o anche molto male e naturalmente in questo periodo abbiamo capito se stiamo bene o se stiamo male. E quindi di capire anche che le case sono una metaforica della nostra identità. Andiamo a casa di qualcuno e capiamo com'è questa persona. Le dico un po' come io penso sia importante fare questa riflessione insieme. Prima di tutto perché la casa è proprio un archetipo di tutti quanti. Se noi vediamo un bambino che comincia a camminare, la prima cosa che fa è mettersi sotto un tavolo, perché? Cioè fa la sua casetta. Noi abbiamo bisogno di ritrovare questo senso di protezione che è quello del paradiso perduto che abbiamo appunto, che era la casa di nostra madre, la pancia della mamma. Quindi dentro di noi, tutti noi, abbiamo bisogno di queste pareti protettive. Ora, quindi è uno spazio già psichico,
non è solamente uno spazio fisico, ed è anche interessante però capire il senso del nostro abitare, perché noi possiamo avere anche delle case bellissime, ma se non capiamo di che cosa abbiamo bisogno, servono poco, non le abitiamo, perché abitare è un po' abitarsi. E quindi io vedo molte volte che ci sono persone che non hanno consapevolezza di dove abitano, e quindi questo periodo di essere stati chiusi in casa, devo dire che è stato anche molto utile, perché la gente ha capito che cos'è una casa. Non è solo il presidio di salute, perché effettivamente ci protegge, ma ci ha dato anche la possibilità di sfoltire le ansie, perché quando noi abbiamo di fronte all'impensabile, come è accaduto, che noi lo possiamo catalogare come traumatismo collettivo, ognuno di noi ha dei meccanismi difensivi per cercare di diciamo parare il colpo, no? Perché questo è un traumatismo. In tutto il mondo siamo rimasti bloccati. Allora la casa ha beneficiato prima di tutto di strumento terapeutico, l'abbiamo tutto riordinata, l'abbiamo tutti rimessa a nuovo, riparata, e ci siamo proprio accaniti in senso positivo, per fortuna, sulla casa per sfogare le nostre ansie. Quindi abbiamo anche capito come ci viviamo, e da lì abbiamo capito se quella casa funziona o non funziona, perché abbiamo avuto bisogno di spazi personali, perché magari ci siamo trovati in famiglia, quindi il bisogno di intimità. Abbiamo capito che le cucine, come luoghi simbolici di prima sussistenza dell'oralità, perché noi abbiamo, le stanze sono tutte simboliche, rappresentano delle pulsioni che tutti noi abbiamo, la pulsione orale, la pulsione anale, la pulsione genitale. La cucina è la pulsione orale. A seconda delle nostre cucine sappiamo se noi siamo stati ben nutriti nei primi anni di vita. Però la cucina è anche il primo ricorso, difatti tutti ci siamo messi a cucinare, a fare dolci, a fare pane. Simbolicamente abbiamo preso risorsa da quello che ci faceva bene, un po' come il bambino che la prima cosa che fa si aggrappa al seno della madre. La cucina rappresentava quello, il bagno. Che bagni abbiamo avuto? Bagni tutti scomodi o bagni che ci potevano rilassare? Ecco, anche questo è rilassare, con tipo piccoli templi per il nostro corpo anchilosato. E qui va la riflessione sul bagno e tante altre cose. Cioè, questo lockdown ci ha dato l'idea di qual è la casa giusta. E per esempio faccio un'altra. Io ho tenuto sempre un piccolo post nei miei social, nel mio Facebook, con una riflessione sulla casa al tempo del coronavirus. L'ho fatto un po' perché mi faceva piacere, perché in qualche modo elaboravo. E ho parlato molto di casa, corpo, casa, anima, e soprattutto anche della casa legata al verde. Abbiamo capito che se non abbiamo un poggiolo, se non abbiamo una vista, una prospettiva oltre la siepe, stiamo male. Questa è un'altra grande riflessione, perché quando stiamo male la natura ci salva. Questo la psicologia ambientale dice questo, che a parità di verde noi stiamo meglio. Se lei mette dei bambini in una corte di scuola a fare la ricreazione in un prato verde dove c'è del verde, il loro indice attentivo si alza, invece a differenza di quelli che stanno nel cemento. Quindi il verde ci serve. Allora le case hanno bisogno di un balcone, di un terrazzo, di un giardino, di una vista. Ecco, questo perché? Perché è fondamentale per noi. Quindi questo momento è stato utilissimo per riflettere, ne avrei tantissime da dire, se non voglio occupare troppo spazio, ma voglio dire, hanno fatto riflettere me personalmente nella riflessione terapeutica della casa. La casa ci può riparare, o la casa ci può fare anche star male, perché ci sono anche le patologie dei muri, cioè ci sono case che fanno morire, che fanno star male.
Ecco, ci E sono quindi è degli una elementi, questione. la interrompo un attimo a questo proposito, gli elementi Prego. oggettivi che possono far star male in un'abitazione, o sono tutti estremamente soggettivi perché richiamano a degli elementi di vita passata, di esperienza vissuta o qualcosa del genere, secondo la sua esperienza, secondo i suoi Allora, studi? ci sono dei parametri, diciamo, universali e dei parametri soggettivi, perché la casa, essendo la rappresentazione della nostra identità, è sempre molto individuale. Ci sono case in cui io non vorrei mai stare e case che invece sto bene subito, capisce? Ci sono dei parametri molto, molto oggettivi, però diciamo che ci sono delle cose che sono universali. Per esempio uno spazio per sé è universale. Quello che dicevo, il verde, la vista, la prospettiva, guardare oltre la siepe, dico oltre la siepe è una metafora, però è fondamentale. Quando mancano determinati parametri uno sta male, le case senza luce, le case senza una vista, le case dove uno non può chiudersi e pensare per sé, perché anche questo c'è una stanza per sé, diceva Virginia Woolf, c'è bisogno di uno spazio per sé. Anche i bambini hanno bisogno di questo. E quindi io credo che le persone che costruiscono case hanno una grande responsabilità, ma proprio morale, etica. Devono chiedersi quali sono i bisogni fondamentali di una persona e ci sono e possiamo delimitarli, possiamo vederli, capisce? Sì. Non case, abbiamo visto quanto le case mal costruite hanno creato patologia, le famose vele, i quartieri senza, diciamo, alcuna tenerezza, mi permetta di dire Sì, 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 questo verissimo. termine, che sono sicura che Mauro può capire, che è una tenerezza verso l'animo umano, quindi con un'attenzione ai bisogni dell'uomo. Questo non può essere più, non possiamo più permetterci, perché noi creiamo dei dispositivi di benessere, anche le città, ci sono città in cui si sta bene, in cui si sta male. È Certo. immediato e è la questione di una cura, ma la cura va già nel progetto, deve andare nel progetto. Il Ecco, progetto deve avere la cura per l'individuo. E non ecco, sono parole, perché, scusi, io mi occupo di patologia di persone, io vedo le persone che stanno male e capisco i bisogni. I bisogni sono di sicurezza, di cura, di attenzione, di spazio. quindi lei ha accennato più volte all'infanzia anche perché lei è psicoterapeuta infantile e quindi se ne intende anche molto delle problematiche dei bambini. Da questo punto di vista i bambini possono aver sofferto molto un ambiente domestico, inteso come casa, non come famiglia, non idoneo, non adatto, senza degli spazi appropriati. Guardi, dipende dall'età dei bambini. I bambini piccoli sono stati felicissimi perché per loro casa è dove c'è la mamma, quindi appiccicati alla mamma stanno da Dio. Ah, Cioè ecco. la mamma per loro va benissimo, è una vacanza, quindi il piccolo bambino prescolare, diciamo, non ha bisogno di spazi, non ha neanche bisogno della sua stanzetta se vuole saperlo, ha bisogno di stare vicino alla mamma. Invece più avanti, soprattutto nella pubertà e nell'adolescenza, sappiamo benissimo come le stanze degli adolescenti sono territorio fuori che non si possono toccare, c'è bisogno di uno spazio personale. Allora, forse gli adolescenti hanno avuto sono stati dentro chiusi nei loro bunker di casa, forse non è cambiato molto per gli adolescenti. Diciamo che per i ragazzi, per i bambini, per i ragazzi in generale è mancato forse lo spazio fuori, ma il piccolo non ha sofferto. Bellissimo, no, Quello che ha fatto benissimo a precisare questo. Io la interrompo solo un attimo perché abbiamo una pubblicità e poi voglio agganciarmi al Presidente Cazzaro perché lei ha tirato fuori delle responsabilità, quindi voglio parlare anche di questo perché responsabilità di chi costruisce è un termine che fa andare oltre la semplice parola. Tra poco dopo la pubblicità.